Identificato l'accoltellatore dell'imprenditore di origine bengalese di Mestre. L'aggressore è un 32enne di nazionalità rumena residente a Campalto. Eccolo nel video dell'accoltellamento di Corso del Popolo a Mestre. Sono da poco trascorse le 18:30 di lunedì 26 febbraio. L'aggressore urla, impreca ed entra nel bar dopo aver rotto una vetrata. Sono momenti drammatici e concitati. In preda ad una rabbia sconfinata, eccolo dopo aver estratto il coltello che teneva con sé sotto la manica mentre aggredisce a colpi di fendente l'imprenditore con il cugino e uno dei lavoratori, tutti e tre di nazionalità bengalese. Sulla partita di 10 giorni di prognosi, ferite alla testa, 4 punti alla gamba e al piede sinistro ancora claudicante, vistosamente sotto shock. A 4 giorni dall'aggressione l'imprenditore racconta quei terribili momenti. Coltello lama quasi di 20 cm lunghezza e questa quando come spende Suis arriva di proprio col coltello fortissimo. 2 o 3 volte l'ha fatto per mio cugino, sua giacca rotto e tagliato proprio, sua mano un po' tagliato. Quando ho visto così ho voluto difendere mio cugino. Racconta come ogni giorno, sebbene in preda alla paura per via di criminali, sbandati e pusher, continui a lavorare alzando la saracinesca delle sue attività. Sì, vero, così. Anche importante paura mio ragazzi di più. Perché io non vado sempre di là locale apertura va a miei ragazzi quando anche loro paura. Loro dice non si può aprire mattinata e non anche sera. Perché tutti i spazzatori, tutti i drogati gira più di volte questa zona. Ragione per la quale anche lui prenderà parte alla marcia per la sicurezza di Mestre in fase di organizzazione. Adesso è molto problemi per i spazzatori e anche drogati. Importante Corso del Popolo, via Gasperi Goggi, questa zona è Caposena, questa zona più pericolosa.